Nasce un nuovo servizio offerto agli utenti dall'Ordine degli Architetti finalizzato a supportare gli enti locali e i liberi professionisti che trovano ancora difficoltà a utilizzare la piattaforma informatica sismica della regione siciliana, grazie alla quale oggi i tecnici incaricati possono depositare i progetti strutturali al Genio Civile direttamente dal proprio studio professionale senza doversi recare all'ufficio della regione ed evitando code e assembramenti. I due tecnici, Giuseppe La Greca e Giuseppe Lalicata, il sabato mattina nella sede dell'ordine, previo appuntamento telefonico al numero 0922 29 455, supporteranno i tecnici liberi professionisti o pubblici dipendenti che trovano ancora difficoltà nelle operazioni di caricamento dei progetti strutturali sulla piattaforma sismica. Dopo lo sportello bandi e dopo lo sportello per l'edilizia, siamo lieti di offrire ancora una volta il nostro contributo con un nuovo servizio all'utenza, ma non è un'utenza limitata ai liberi professionisti, ma si estende anche ai pubblici dipendenti degli enti locali che ancora trovano delle difficoltà a utilizzare la piattaforma informatica sismica della regione siciliana, che come sappiamo è fondamentale per la semplificazione delle procedure in edilizia, consentendo ai liberi professionisti di poter depositare un progetto al Genio Civile direttamente dal proprio studio, senza doversi recare in ufficio e quindi evitando code ed assembramenti. Quindi daremo una mano a questi colleghi che hanno delle difficoltà e lo faremo grazie alla disponibilità degli architetti Giuseppe La Greca e Giuseppe Lalicata, che proprio aiuteranno i colleghi in difficoltà puntando sulla loro profonda conoscenza della piattaforma sismica e sulla loro riconosciuta professionalità. Vorrei ringraziarli a nome del Consiglio dell'Ordine per l'opportunità che ci danno di poter offrire un ulteriore servizio all'utenza. Parliamo oggi di semplificazione e la semplificazione ci viene data dall'attivazione della piattaforma sismica sul portale della Regione Sicilia. Una piattaforma che è importantissima per noi liberi professionisti perché ci dà la possibilità di semplificare il processo edilizio. Io voglio ringraziare immediatamente Rino Lamendola nella doppia veste di Presidente dell'Ordine degli Architetti e come capo del Genio Civile di Agrigento perché ci ha dato l'opportunità di essere a servizio dei liberi professionisti. Liberi professionisti dove noi andiamo a dare la nostra consulenza e il nostro apporto per semplificare quel processo produttivo che porta economia e sviluppo sul territorio. Noi dicevamo questa piattaforma sismica pertanto saremo presenti all'ordine un giorno alla settimana per poter dare supporto e sostegno a tutti i liberi professionisti che ne hanno la necessità. A seguito della costituzione del tavolo tecnico tra gli ordini professionali in provincia di Agrigento, l'Ordine degli Architetti, congiuntamente con la Fondazione, intendono offrire ai propri iscritti un servizio di supporto e di assistenza per caricare le pratiche sismiche nella piattaforma unica regionale sismica Sicilia. Come tutti i professionisti ben sanno, ormai in questi ultimi anni, tutte le pratiche sismiche vengono presentate negli uffici del Genio Civile dell'intera regione Sicilia solo ed esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica. Ecco che la piattaforma quindi diventa uno strumento utile e importante per i professionisti, una risorsa in quanto consente di snellire drasticamente i tempi professionali e consente contestualmente ai tecnici di poter trasmettere le pratiche stando seduti comodamente all'interno del proprio studio. Ecco perché l'Ordine ha individuato la mia persona e il collega, l'architetto La Greca,
per offrire un supporto di assistenza a tutti gli iscritti, quindi chiunque ne ha la necessità può venire direttamente presso l'Ordine degli Architetti in un giorno stabilito, poi ci sarà una specifica news che darà ulteriori indicazioni e noi saremo ben lieti di offrire assistenza e supporto al fine di caricare le pratiche sismiche nella piattaforma telematica.